Dallo stadio comunale di Castionfibocchi nel post partita di ACF Arezzo Res Woman con mister Galletti. Mister, è arrivata una sconfitta in questa partita che ha chiuso di fatto l'anno solare 2023, una Res che comunque è rimasta in partita per tutta la gara e ha colpito, insomma è andata vicinissimo anche al vantaggio con Montesi prima del gol di Arezzo. Il calcio è questo, abbiamo fatto qui è difficile giocare in un campo dove non ti permette di giocare, noi sappiamo che sarebbe stata una partita complicata per il campo. I ragazzi hanno fatto bene perché sono rimasti in partita sempre come hai detto tu, peccato per il gol perché prendi palo, poi la ribattuta non arrivi in tempo, o meglio controlli male, è un peccato, ma qui è complicato giocare, lo sapevamo. Questo è un po' una sorta di gol sbagliato, gol subito, no? Quasi sull'azione successiva, dopo qualche minuto Razzolini ha trovato un gol anche molto bello che ha portato in vantaggio e di fatto ha chiuso la partita a favore dell'Arezzo. Le chiedo un bilancio di questo 2023 per la Res. Ma noi siamo partiti con un progetto di ragazze giovani, insieme a delle grandi, che stanno facendo bene perché stanno traghettando le ragazze più giovani. Io penso che il bilancio poteva essere positivo se oggi avessimo fatto un risultato positivo, peccato, però 11 punti in 12 gare non è male per una squadra che si deve salvare, anzi penso che ci manchi qualche punto tra Parma, tra Cesena, oggi e Pavia. Però va bene, noi siamo partiti con un obiettivo, dobbiamo lavorare settimana per settimana, loro sono veramente bravi come ragazzi, come calciatrici ma soprattutto come ragazzi. Adesso c'è una lunga pausa prima dell'inizio del 2024, cosa si augura nell'anno nuovo? Intanto di recuperare alcune infortunate, che è la cosa principale, di recuperare energie fisiche e mentali perché comunque questo campionato ti porta via tante energie sia fisiche che mentali. Mi auguro questo e poi di ripartire subito forte come abbiamo chiuso anche oggi perché comunque oggi noi abbiamo fatto la nostra partita e sono contento. Mi dispiace solo per il risultato e mi dispiace per loro perché è un risultato che per me che non è veritiero. Grazie mister. Buon Natale a voi. Nel post partita di ACF Arezzo Res Women con il presidente dell'Arezzo Massimo Anselmi. Presidente, si è chiuso il 2023 con una vittoria, le chiedo un bilancio di questo anno sull'area che andrà a chiudersi. Ma il bilancio è comunque positivo perché quest'anno siamo partiti con qualche difficoltà, ma c'era tanto di nuovo, quindi tante ragazze, mister, quindi avevamo anche un modello di gioco diverso, però adesso stiamo portando a casa quelli che sono stati gli investimenti iniziali proprio sulle tecniche che stiamo cercando di portare come progetto. Ecco, tra l'altro, con l'inizio del mercato invernale sono arrivate anche nuove giocatrici che oggi sono viste in campo e sono state anche tra le migliori di questa partita. Si aspettava o si augurava anzi 3 punti in questa gara finale? Sì, c'era questa aspettativa, anche se ogni partita è difficile, ogni partita va lottata come abbiamo visto oggi, però ecco questo risultato era sicuramente il risultato che ci aspettavamo. Ecco, dopo la salvezza ottenuta nello scorso campionato, un Arezzo che con questa vittoria si allontana dalle zone basse della classifica, dove può arrivare questa squadra nel 2024? Ma diciamo che quest'anno abbiamo pianificato un anno di costruzione, quindi miriamo più all'anno successivo, quindi 24-25 vogliamo fare un campionato più di vertice, quest'anno ci vogliamo consolidare e è quello insomma, che rappresentano anche i risultati. Grazie. Dai. Ciao Marino. Siamo con Costanza Razzolini, attaccante e capitano dell'Arezzo Calcio Femminile, match winner di questa partita, raccontaci un po' il gol. No, è stato un bel gol, devo dire che nonostante avessi provato a tirare un paio di volte, il campo non era il massimo, quindi non l'avevo colpita bene. E questa volta invece sono andata, ho detto tiriamo, ho colpita al volo, invece nella palla più difficile l'ho colpita bene, è andata bene, è entrata, partita che abbiamo penso insomma giocato noi per la maggior parte del tempo e siamo riusciti a portare a casa una vittoria che era quello che volevamo. Ecco, nel momento più difficile dell'Arezzo, perché poi di fatto si veniva dal palo colpito dalla Res, il capitano si è preso sulle spalle la squadra e ha portato i 3 punti, permettendo all'Arezzo di festeggiare anche le feste in modo diverso probabilmente. Ma sì, penso che abbiamo fatto tutta una buona gara e queste partite di solito le sblocchi con delle occasioni, quindi una palla inattiva, un tiro da fuori, loro infatti avevano colpito un palo, quindi penso che alla fine le partite così le vince chi ha più voglia di fare i 3 punti e noi abbiamo avuto più voglia e abbiamo vinto. Un 2023 che si chiude, si aprirà il 2024, cosa si augura a Razzolini per l'anno successivo? Sicuramente mi auguro di segnare ancora, magari gol decisivi come quello di oggi
e poi soprattutto di fare punti perché abbiamo bisogno di fare ancora più punti per confermare le nostre prestazioni, per avere fiducia in noi e nella squadra e per portare avanti questo progetto importante. Grazie. Luana Fracassi, giocatrice della RS Roma ottava, è arrivata una sconfitta quest'oggi in una gara che ha avuto un ritmo altissimo dall'inizio al 94esimo e passa, diciamo. Sì, è una sconfitta, io penso, meritata. Questa è una partita che si vince purtroppo sugli episodi perché il campo, io penso che non vedevo un campo così da tanti anni, non si può giocare a pallone su un campo del genere. Siamo cresciuti tanto nel femminile e ritrovarci su questi campi è secondo me una grande sconfitta. E per la sconfitta nostra purtroppo un episodio, un gran gol di Razzolini e noi abbiamo sbagliato un gol clamoroso e è andata così. Si è chiuso il 2023, insomma, con questo risultato. Ti chiedo un bilancio di questa prima parte dell'anno per voi, che tipo di campionato avete fatto e come è stato fino adesso? È un campionato che sappiamo venendo dalla Serie C sarebbe stato di un'altra categoria. Inizialmente abbiamo faticato un po', poi è andata molto meglio, comunque abbiamo vinto gli scontri diretti che servivano e penso che avremmo potuto fare sicuramente molto meglio. Ci sono delle partite dove abbiamo perso punti veramente in modo un po' banale, però stiamo crescendo e spero che la seconda parte del campionato andrà ancora meglio. 2024 che si aprirà con la gara casalinga, quali sono gli obiettivi che siete prefissati per questa stagione? Io penso che una squadra che comunque deve lottare per la salvezza deve vincere assolutamente tutti gli scontri diretti e poi prendere il meglio dalle altre partite, quindi quello che faremo è sicuramente allenarci in maniera sempre più intensa e cercare di portare a casa i migliori risultati possibili. Grazie a te. Ci ha raggiunto anche mister Mike, allenatore dell'Arezzo Calcio Femminile, qua allo stadio comunale di Castiglion Fibocchi. Mister, una vittoria che vi ha permesso di allontanarvi dalle zone rosse della classifica e al contempo vi ha permesso di chiudere bene l'anno. Sì, no, voglio prima di tutto dire un grandissimo quanto sono orgoglioso e contento prima di tutto per le ragazze. Tutto il lavoro che hanno fatto dal primo giorno in agosto che siamo stati tutti qui, 27 ragazze, tutte che sono venute da altre parti, ok, le 8 che sono state qui dall'anno scorso anche, però veramente dalla prima partita anche contro il Ravenna qui, poi con tutte queste squadre che abbiamo avuto nel calendario, poi hanno fatto tutto quello che abbiamo chiesto di loro, anche oggi, in condizioni un po' difficili, però alla fine abbiamo trovato questo spazio, abbiamo avuto pazienza con il pallone, poi è venuta la partita come l'abbiamo voluta. Quindi sì, siamo molto contenti, molto contento anch'io e orgoglioso per la società, per il presidente e siccome hai detto anche te, vediamo con più positività l'anno nuovo. Ecco, adesso infatti ci sarà una pausa piuttosto lunga con le partite che riprenderanno il 7 di gennaio. Come si lavora in questo frangente per poter riprendere bene nella trasferta di Pavia? Sì, prima di tutto abbiamo, come hai detto te, la trasferta di Pavia, abbiamo ancora 4 partite per il giro di andata, dobbiamo completare ora che abbiamo trovato il nostro ritmo, è un ritmo molto buono e stiamo costruendo, dobbiamo continuare con questo ritmo per tutte queste 4 partite del giro di andata e poi, come hai detto te, nell'anno prossimo vedere anche al giro di ritorno per alzarci il più possibile nella classifica e questo è l'obiettivo. Grazie.